light switch on, give a tour a made on dream. Mm, 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 mm.
Oh, eccoci qua, bonsoir a tutti. Allora, io un paio di giorni non sono riuscito ad entrare in Marvels e ho un paio di obiettivi ancora in sospeso. Quindi, visto che stasera non c'è neanche Gianmarco e ho fatto una seratina un pochettino più soft, ho detto, "Oh, metto un po' di Marvel, se qualcuno vuole unirsi, me lo faccia sapere in chat e vediamo un attimino il da farsi, vediamo chi c'è collegato. C'è Tenante, va bene. Allora, a questo punto avevo visto uno degli obiettivi da fare. Qui c'ho sconfiggi 40 nemici centro città. Ok, mi conveniva fare l'altro che mi mancava. Allora, questo qua. Affliggi 2000 danni con Mr. Fantastico. Guarisci 30.000 punti come stratega. Facciamo così. Facciamo così. Vediamo di unire l'utile al dilettevole. Allora, vediamo di fare una competitiva. Perché io faccio le competitive giusto perché vorrei cercare di prendere la skin che c'è dentro. Poi frega cazzi di tornei e cose varie e via. Ho un nuovo mouse che ha un pulsante per il fuoco potenziato, quindi mo adesso vedremo un attimo come va. Solo io mi devo mettere in posizione comoda. Allora, andiamo di prendere la donna invisibile e cerchiamo un attimo di capire se riusciamo a fare un bel po' di cure. Anche perché lei è una stratega, quindi. Allora, devo trovare mo'. C'è una forma completamente nuova sto mouse, quindi mi ci devo un attimo abituare. Allora, dai dai. Ragazzi, allora? Ragazzi, ragazze, o chiunque voi siate. Ok, amen. Ok, a posto così. Allora, voglio sperare che il gioco vada meglio, anche perché è uscito un aggiornamento del BIOS del portatile. Mi sembrava che il computer fosse un attimino più reattivo. Gioca con Groot o come ti è più comodo. Di certo qualche tank non farebbe male. Allora, vediamo un attimo gli FPS se tengono botta. Ok, OBS va benissimo e il gioco non presenta lag. Ok, ottimo. Diciamo che potrei tenere qui. Ok, ok, abbastanza buono, dai. Ok, devo vedere se posso ottimizzarlo in qualche modo. Allora, OBS sembra sta andando bene. Non ci sono perdite di pacchetti, il codec non si sta sfanculando, quindi va bene così. Allora, vediamo ancora se mi ricordo come si fa. No. Allora, noi pensiamo a curare, che è quello che comunque ci interessa di più. No, vai via tu, vai via tu, vai via, vai via, vai via. Dai. Coniglietta. Coniglina, scoiattolina. Ok, a posto. Punto preso. Va bene così. Allora, dai ragazzi. Oh no, c'è il Pene Park.
ragazzi. Ok, Penny Parker ci saluta. No, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dove vai? Vieni qua. Clearly you needed some help. Pick up your toys, Moon Knight. A little help, please. Vai, Grotto. Attenti. Tacci tua. Ok. Oh, così, sì, 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 così. Così, sì. Ok, a posto, fatto. Dai ragazzi, tutti dentro. Pick up your toys, Moon Knight. Dai, vai così. Ottimo. No, cazzo. Sono distratto. Vabbè, comunque l'abbiamo portato un bel po' davanti, eh. Già così va benissimo. I won't Già disappear così so va molto bene. Almost there. Don't turn back now. Dimentico sempre di usare la presa della forza. Mettiamola così. Ce l'ho fatta. Dai, dai, dai. No, vieni qui. Dai ragazzi, dai. Ottimo. Ok, così non rompete un po' i coglioni. Oh no. Ok, bravissimi. Merda. Merda. Gliel'ho buttata giusto in tempo. Come così. Carica. Oh no. Ah no, è nostro. Dai, spingo. Spingo bene. Vai, stanno andando a prenderli direttamente là. Ottimo. Suca Venom. Suca Venom. Ottimo, fatto. Allora. Ok, ottimo così. Ottimo così. Ora dobbiamo cercare di fare una buona partita. Sì, mi conviene tenere così. Allora, vediamo un po'. Leggi, po, ok. No, questa non va bene, quindi dovrei cambiare, però a questo punto mi interessa più vincere la partita. Ti posso prendere l'obiettivo là e portarmi avanti con le classificate, va bene. Allora, ragazzi, se ci concentriamo riusciamo a contenerli un pochino, eh. Io mi metto qua, curo tutti, limite mi nascondo un attimo qua dietro. Ok. Ok, io nel dubbio prendo
che male non fa. We'll do this the same way we always do. Together. Attenti, attenti. I've always been a heavy hitter. These little robots are Ecco, non vi muovete così, bravissimi. no worries. I've got your back. Bravi, bravi. A little help, please. Dai, Penny Parker, muori Penny Parker. Ok, ragazzi, curatevi. Ok, fatto. Ok, un assaltino, ci hanno provato e non è andata bene. No worries. I've got your back. Ok, ragazzi, attenti di qua. Hitting here could cause Ah, adesso che mi funziona la rotellina, che bello. L'altra mi dava problemi e non riuscivo ad usarla mai con facilità. clearly you needed some help. No, curati. Oh no, Enemy located. Vortex here. Suka, Total blind. Suka, Suka Venom. Suka Venom. Oh, il gialluardo. Sì, guarda, io me lo metto ogni tanto, mi sto facendo almeno i pass, le settimanali. Mo' mi sto seguendo l'evento, c'ho un paio di obiettivi ancora da completare, ma sinceramente mi sono comprato pure 2 skin perché ne vale la pena al momento. Diverte. Oh no, ragazzi, 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 invisibilità. Tutto bene? Io sto provando a fare una classificata perché almeno mi completo un paio di cose se è possibile. No, Grutto, Grutto no, Grutto, Grutto. Oh no. Aspetta, posizione di sicurezza. Blade Chimera, e qual è? Scusami. Cazzo. Brutta, brutta situazione, brutta, 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 brutta cacca, brutta cacca. Cocco e verdure, cocco e verdure. No. Cazzarola. Però li abbiamo tenuti un bel po'. Se riusciamo a riprendere la zona forse gliela famo. I don't give up easily. Sì. Se non mi sbaglio ne stavo parlando pure con il mostro qualche volta. Questo titolo non è la prima volta che l'ho sentito, Luna Knight. Dai, dai. Porca la miseria. Vabbè, vabbè. Se li blocchiamo qua, la stessa cosa. Ah, ok, ok. Che diciamo che io... Ma purtroppo è tanto che non li sto portando. Però principalmente, soprattutto l'anno scorso, quando ho iniziato il canale, tutti i Metroidvania portavo. Poi un po' ho dovuto un pochettino ridimensionare le cose, che facevo pure le live di pomeriggio. Quindi me li mettevo tutti e mi ci consolavo un pochino. Difatti sto pensando di tornare a fare le live pomeridiane proprio per rifarli. No, ma pure io mi ci diverto tantissimo. Infatti ho rimasto in sospeso dal canale Blasphemous 2 e gli ultimi aggiornamenti che comunque erano usciti. Punitore cattivo. Ducate, non mi avrete mai. 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 Aiuto. Mi hanno preso. A posto. Ecco. Oh, ma... bestemmione che ci ha fatto tirare pure in live. Una cosa assurda, però bello. Bello. Soprattutto quando arrivi al punto. E io mo dove cazzo devo andare? Scusate. Ho girato ovunque, sono andato in tutti i posti. Per piacere, dove devo andare? Giri 3 ore. Preso. No, ti è andata male. Ti è andata male. No, io generalmente cerco, quando li porto in live, fino a quando sono in live, provo e riprovo tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Però poi se
vedo che non è cosa e non riesco proprio a capire che forse ho il cervello limitato. Vado a vedere su internet qualcosa, Jeff di merda. Jeff di merda. No, ma questi qua gli do un'occhiata e che ti ho detto, stavo pensando in maniera un pochettino più trasversale, invece di ritorno a fare tutti i pomeriggi le live come facevo prima, pure che inizia a fare un giorno sì e un giorno no alternandomi pure non sarebbe male, quindi se trovo qualche titolo di compagnia di certo male non è. Penny Parker, hai rotto i coglioni. No, cazzo, però almeno non si è consumata la ulti. Dai, dai, che ce la possiamo ancora fare, dai. I don't give a Ragazzi, ci dobbiamo raggruppare un attimo perché ci siamo un attimino dispersi, eh. Ok, piovono polpette dal cielo. Minchia che salto. Allora, ragazzi, sono qui. Vai, vai, spara, spara. Spara, spara. The Lost Crown ce l'ho nella lista dei desideri, se non mi sbaglio. Ma quando sono Metroidvania carucci, anche con una trama un pochettino interessante, me li zugo con estremo piacere. Ok, siamo riusciti un attimo a fermarli. Va bene così. Allora, mettiamo un po' di casino qua. Dove vai? Cacca. Tanta cacca. Tantissima cacca. more help is never bad. Only 60 seconds left. No, aspetta, aspetta. Dai, rompi questo. Oh no. Oh no, Pippo Baudo. Pippo Baudo Iron Man. Vortex field. Suca. Suca Iron Man. Suca. Suca nei secoli Iron Man. Oh no, oh no. Ciccio bastardo no. Ciccio bastardo no. Che vabbè. Oh, uno sono riuscito a farlo da solo. È stato un bel fight, molto interessante. Due in un ce la faccio. Troppo, troppo. Comunque ho fatto tutte le sfide di Sifu e sono comparse altre sfide. Sono pazzi, io per questo non l'ho più toccato. The final 10 seconds. Una volta che ho finito Sifu col vero finale, quindi facendo anche l'altra cosa dopo averlo terminato la prima volta, ho detto no, basta al momento. Ci sarà un giorno in cui ritornerò. Anche perché con piacere è stato il primo gioco che seriamente mi ha convinto a platinarlo. A me non mi piace tanto platinare i giochi. Però Sifu ho detto no, aspetta un attimo. Capiamoci. Io diciamo sono calmo e tranquillo, però quando trovo la, in questo caso positivo, la maleducazione e l'insistere su certe cose e vedere un certo tipo di comportamenti, mi incazzo. Quindi, vedendo come inizia il gioco e vedendo quello che fa il cattivo per tutto il tempo, il mio unico obiettivo appena avviato Sifu è stato io a questo gli devo rompere il culo, punto. Non c'è, non ci sono alternative. Ho finito il gioco normale, è uscita l'altra cosa e quindi giustamente che fai? Però poi con soddisfazione è caduto anche lui. Caduto. È caduto. È caduto. L'importante è che sia caduto. Sucate. No, ci hanno fatto sucare a noi che siamo in parità. No, a me quando trovo giochi con la trama non semplice, che Sifu di base è una trama semplice, ma quando trovo giochi con una bella trama comunque coinvolgente e cicciotta, ma a me sinceramente mi medesimo nelle storie che trovo in un videogioco, quindi io lì ero proprio in modalità di rompere il culo a te tutta la settima generazione tua. Te l'ho fatta buona fino a un certo punto, però perdonami.
Io dove ho avuto un pochino più di problemi, ho detto aspetta, mo mollo perché davvero era diventata una cosa insopportabile. Quel cazzo di boss nel museo. No, giallo A. No, 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 brutto, brutto. No, 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 no. Il primo scoglio col primo boss nel bar, diciamo che là ho detto ok, ho capito che il gioco era fatto di una certa pasta, mi sono detto va bene. Quindi capisci un attimino un paio di cose, ti regoli, non ci sono problemi. Ma quando ho affrontata quella del museo ho detto no, aspetta. Lei è quel cazzo di cordino che gira ovunque. Ah. Aspetta, sembra che ti faccio l'attacco da destra, in realtà te lo faccio da sotto. Oh mio Dio, ma non puoi fare un attacco normale e ti calmi un poco. Mannaggia la miseria. Dai, loro 44 secondi. Dai, dai, dai che siamo messi meglio noi. Oh merda, Pippo Baudo e Capellone. Dai. Muori, Pene Parker. Pene Parker, muori. Muori Iron Man, ottimo, ottimo. Recupera energia. Guarda, penso appena finisce questa, nel frattempo mi chiudo pure io una sigaretta, perché minchia, battaglia molto, molto entusiasmante. Allora, loro non hanno fatto un singolo metro. Noi dobbiamo almeno conquistare il punto e abbiamo vinto. Dai, dai ragazzi, dai, dai. No, io stasera facciamo una live un pochettino più ridotta, che non c'era neanche Gianmarco. Io mi sono anticipato alcune cose di lavoro, alcune me le anticipo dopo, stacco più verso mezzanotte, un pochino prima stasera, che domani mattina finalmente riesco ad uscire e rivedere un carissimo amico, quindi mi sono organizzato le cose a modo e domani sera facciamo persona con tutti i crismi che merita. Ma nessuno che si prende il signor fantastico. Dai ragazzi, prendetevi il fantastico. Ci abbiamo pure il bonus, dai. No, è che comunque per le cose del nuovo lavoro e quant'altro, e con il maltempo che comunque sta facendo qui, non è che sia riuscito a vedere tanto gli amici nell'ultimo periodo. Lui, ad esempio, il ragazzo che vedo domani è un ragazzo che ho conosciuto parecchi anni fa, che faceva il bagnino e da tanto viene sempre ricordato e viene chiamato ad alta voce ovunque ci troviamo, uè o Bagni, perché quando si o Bagni lo sei per sempre. Visto che fa l'università nella zona centrale riusciamo a vederci, è un annetto e mezzo che non riusciamo a vederci, quindi ci siamo detti invece di fare i coglioni andiamoci a fare una bella colazione assieme. Domani ci vediamo. Poi torno, si lavora, si prepara la live per persona e la sera ci divertiamo un pochino, anche perché domani il gioco inizia ad aprirsi, quindi... Ok. Dai che mi voglio fumare pure io la sigarettina. Vai Grutto, Grutto vai. Vai Grutto. Ottimo Grotto, ottimo, ottimo, ottimo. Elon Musk fa il saluto. Ho intravisto l'immagine, stavo cercando pure io di capire cosa è successo e che oggi non sono riuscito a seguire uno straccio di notizia, niente. Niente di niente di niente. Ottimo. No, vieni qua, Grutto. No. Suca. 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 Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Mannaggia la miseria, mannaggia. Perché l'ha fatto poi? Non ho capito. Dai, ragazzi, deve fare un centimetro. Ci abbiamo 2 minuti e 40. Dai, dai, ragazzi.
Dai, dobbiamo arrivare a metà indicatore. È una barzelletta. Dai. Dai, ragazzi. Secondo lui era per ringraziare tutti. Non credo. Non credo servisse a questo all'epoca dei fatti. Però adesso sono tempi moderni, quindi va bene. Ragazzi, entrate nel cerchio. Entrate nel cerchio. Dai che lo facciamo. Fatto. Sì. Vittoria. Suca. Pure io ringrazio, ma non è che... Hai capito? Sarebbe un piccolo problema. Oh, sì. Allora, easy non tanto, quindi ragazzi non fate tanto gli sboroni, per piacere. Ok, sono passato di grado. Va benissimo. Sono contente. Sono contente. Va bene così. Allora, qua che abbiamo preso? Punti, cose, prendi tu, fai tutto, fai cose. Prendi e vai, spendi e spandi. Sì, sì, vai così. Ottimo. Ottimo. Ok, ci siamo sistemati un bel po'. Anche per via del... No, no, ma non ci... Oddio, oddio. Alcuni tic sono particolari, però... Cioè, non è che uno non può alzare più il braccio, perché vuol dire che tu... Più che altro bisogna vedere come lo si vede quel braccio alzato, però... fatto un allora, l'importante è che da persona educata ha salutato. Ma questo è il primo punto, secondo me. Poi il tipo di saluto che ha fatto, là possiamo aprire un altro discorso. Poi l'importante è essere persone educate e salutare, almeno quello. Allora, io devo arrivare a oro, sono a bronzo, va bene, ci sarà un altro po' da fare. Allora, qui cosa ho sbloccato? Quanto mi serve per sbloccare? C'ho 188. Me ne servono 1600 per sbloccare questo costume per Magneto. A me interessa questo. Dove sei? Tu devi essere mio. Oh, certo, può essere tutto, però, capi? Forse in quel momento stava pensando di voler andare a Roma, quindi non ci ha fatto caso che c'erano altre persone, che così, allora ha pensato a Roma, stava salutando, ha fatto il saluto romano. È stata un attimo una dimenticanza. Credo, poi non so. Uno è un attimo che si confonde nella... Allora, noi dobbiamo sempre fare questo qua in scontro del destino, quindi ce ne andiamo in gioco. O mi conviene farlo... no, con la signorina lì comunque sto facendo bene. Allora... Che altro è che volevo usare un po' il Fantastic. Allora, completo. Qua ci abbiamo. Esegui 4 serie di KO da 2 giocatori in Impero della Notte centro città. O mi prendo un duellante e infliggi 100.000 danni. Ok, oppure sconfiggi 40 nemici lì o sconfiggi 60 nemici con Psylocke, Adam Warlocks, Winter Soldiers, Doctor Stranges o Iron Man. Allora, facciamo così. Ci facciamo. Quello ce lo teniamo utilizzando la signorina invisibile. E qua ci facciamo... Mettiamo partita veloce, vediamo quello che esce. Se esce la mappa nuova della città mettiamo Mr. Fantastic. Oppure vediamo se c'è possibilità di giocare con Iron Man. Ok, va bene. Ok, partita veloce. Secondo te quale sarà la sorpresa durante lo showcase di Xbox il 23? Non ne ho la più pallida idea.
Oramai, facendosi due conti, tutte le cose medie e grosse che dovevano comunque uscire negli ultimi anni sono uscite, quindi a parte GTA 6 e qualche altro titolo pochino grosso tipo Monster Hunter o altro, e a questo punto si accetta tutte le novità che arrivano, anche perché io ho pure l'Xbox Series X, quindi se me la fanno utilizzare, che non ti nego che non è che io l'abbia accesa tantissima se la sorella e la mamma fosse di Silksong, cioè, io non sono mai arrivato a fare tipo il vero finale del primo, ma non perché non volessi impegnarmi e scartavetrarmi i coglioni con cose difficili, no, è che purtroppo certe cose sono state aggiunte dopo che io ci avevo giocato e poi non c'è stato più il tempo e il modo di riprenderlo, quindi gradirei, mi piacerebbe, avrei piacere uscisse. Questa è la mappa della città. Vediamo un po' come va con Iron Man, se no prendiamo il signor Fantastic. Esce Silksong, io unisco l'utile al dilettevole. Cioè, Giallo, allora, tu vuoi sapere il vero motivo per cui io faccio le live? Vuoi sapere il segreto? Proprio ti dico tutta la verità, nient'altro che la verità, lo giuro. Faccio le live perché così posso mettere l'impegno di fare certi giochi con me stesso e trovare il tempo per farli, che se no non li farei. Se io mo devo dire, mi devo organizzare per quando uscirà Silksong e come devo farlo, non giocherò mai al Silksong. Mai. Non si silca, non si silca. Quindi ho detto, faccio le live. Sono obbligato per portare del contenuto a giocarli, soprattutto di sera, quando non esco, quando non c'è niente da fare. Quindi a questo punto ci organizziamo in questo modo qua. Ottimo, dai. No, ragazzi, ragazzi. Dai, dai così. No. Vai via, Grutto. Grutto, vai via. Grutto, vai via. Silca della Song, esattamente, che quando uscirà sarà sempre un piacere. Sucate. Dai, dai che li stiamo tenendo, dai. Oh, comunque l'aggiornamento che è uscito del BIOS per il PC, minchia, lo sta facendo andare divinamente. Avevo sempre problemi a streamare, soprattutto all'inizio Marvel, mo sta andando tutto in maniera fluida, a parte che ho formattato pure il PC ultimamente. Ah, Gianluca, comunque anche le altre volte, se tu giochi a Marvel e vuoi giocare quando lo porto pure in live, cioè non farti problemi, eh. Dai, dai. Dai, no. No, ragazzi, c'ho il mouse nuovo. Ragazzi, c'ho il mouse del potere. No, no. Dai che li abbiamo proprio chiusi dentro, dai. Tranquillamente, tanto io più che altro sto pure pensando di fare, se mi riesce, vedere di farmi una seconda categoria elenco di titoli e vedere di portarlo tipo dalle 9 fino a quando non viene poi Gianmarco e iniziamo con le cose normali. No, no, no. Diciamo, mi piace fare le cose cercando di portare una specie di programmazione semiseria, mettiamola così. Io giustamente mi adatto in base alle esigenze. Allora, però abbiamo tenuto un bel po', eh. Che a questo punto niente mi vieterebbe di cambiare con Mr. No. Si è tolto pure Hulk. Ok. Allora dopo si ciangia. Che cazzo è sta? No, amore. Va, fanculo a storia. Eccoli là, eccoli là. Io sai che non l'ho mai usata. Da quando è uscito il gioco non l'ho mai provato. Mai.
Io ebbi pure la fortuna di provare la beta quando fu annunciato la prima volta. Mi iscrissi pure per ricevere una chiave, però non andò bene. Seguivo un paio di live per vedere se riuscivo a beccare il codice da qualcuno che lo stava streamando. Entro in sta live di sta persona americana, anche grande di età. Comunque fece l'estrazione e non uscì io vincitore. Non si palesò il vincitore in live. Io stavo per chiudere la live di sta persona. Sento lui che dice: ok, facciamo un altro sorteggio. Io rimasi così 2 secondi per di farmi vedere chi esce. Uscì il mio nome al centro dello schermo, bello grosso. Ci sei? Risposi immediatamente. Infatti feci una live il tempo di scaricarlo e tutto, mi ritrovai quasi 100 persone all'interno che volevano la chiave. Conta che io Marvel Rivals lo gioco solo tramite il cloud gaming, quindi devo farmi ogni volta l'abbonamento. Come ti trovi tu con Boosteroid? Perché io ho il mio migliore amico che usa GeoForce Now. E abbiamo anni di partite e di serate a Rainbow Six Siege giocate in cloud, quindi io credo molto nel cloud, tranquillo. Ah, ok, ma ok. Che visto che anche a lui piace molto tutto ciò che è a tema Marvel, siamo solo andati dall'inizio dell'MCU fino a Avengers Endgame a vederci insieme tutti i film al cinema, insieme, tutti, prima che poi diventasse un po' la situazione una merda. Quindi capendo e sapendo che gira bene sui servizi in cloud, mi fa piacere che io a tutti sto dicendo: provate sto gioco, provatelo, gratuito, costa niente. Poi se non vi piace lo disinstallate. Però se a qualcuno piacciono i prodotti a tema Marvel, secondo me questo gioco deve piacere, non dico per forza, però Soka. Altro pochino. Ok. Vai così, sblocca tutto. Sblocca tutto. No, io allora, la mia è una vita molto triste, Gialloarto. Io ti dico 2 nomi e subito ti faccio capire tutto. E 2 cose piacevano, soprattutto negli ultimi anni con gli amici. Film Marvel, e sono sempre stato appassionato di Guerre Stellari. La mia vita è diventata molto triste, Gialloarto. Molto. Molto. Io ho fatto i funerali a Guerre Stellari. Io cioè, ci ho messo proprio una. Ci ho messo una spada laser sopra. No. Ma io non sono nessuno per dire niente. Sono solo una persona che all'età di quasi 10 anni recuperò la cassetta dell'Impero colpisce ancora e l'avrà vista dalle 200 alle 300 volte. Quindi. No, togli un po' me. Togli un po', togli un po'. Togli. Abbiamo fatto bella fine. Io non conosco tutta la trama, tutta la lore di Star Wars in un certo modo. Però alcune cose, quelle principali, eventi narrati anche nell'universo espanso, prima che venisse cancellato, poi ripreso in un certo modo, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. Qualcosina l'ho sempre saputo, ho giocato tutti i giochi su Star Wars, viste quante più cose possibili e amato il brand nel migliore dei modi, tanto da arrivare in molte occasioni o quando ero piccolo, trovare una confezione di dentifricio che sembrava l'Elsa di una spada laser e io ero convinto di costruirmi la mia spada laser aprendolo con un coltello e infilandoci dei chip all'interno. Jedi Survivor è bellissimo quando gira a 60 fps, perché poi diciamo che lì pure doveva essere un attimino ottimizzato. Gran bel gioco,
un bellissimo Souls-like, bello, bello. Spero nel terzo che concluda la serie un attimino nel migliore dei modi e non ci sono problemi. Però Star Wars, soprattutto dopo The Acolyte, è morta, morta. Che così come per Dragon Age, se c'è una trama e una lore che persone seguono da un bel po' di tempo e tu fai uno spin-off ambientato centinaia e centinaia di anni prima e tu cambi tutto quello che è sempre stato Star Wars fino a quel momento, c'è un problema. Credimi, con quello che hanno fatto in The Acolyte, tutto è... Oddio, non ho visto per bene la serie perché sinceramente vorrei farmi girare lo stomaco. Però con una parte di quello che ho letto e mi è stato spiegato di quello che succede lì dentro, fai conto le trilogie successive, i film classici e tutto quello che succede lì dentro non ha più senso di esistere. No. Anakin Skywalker alla fine era un cazzone così come gli altri. Cioè, era l'essere speciale, eccetera, eccetera. No, che più che tristezza direi che schifo, e quando si capirà in maniera del tutto tranquilla e logica che è giustissimo per tutti che sia fatta inclusione e che ogni persona di questo mondo si possa sentire un attimo rappresentata in qualcosa che le piace, in alcuni casi forzare tutto questo e far diventare le cose una pagliacciata, secondo me andrebbe un attimino rivista come cosa. Quindi, per cortesia, cerchiamo di far tornare nel mondo di moda un pochino la qualità e non la mediocrità continua, per piacere. Niente, non muore, non muore, non muore niente qua. Minchia che botto che ti ho dato, vai. Bimbo ragno maledetto. Bimbo ragno. Ragazzi, qualcuno che mi cura. Ok, vai. Medda, cocco. Wolverine, sì, tutti contro ce l'ho. Sì, vi ammazzo tutti, vi ammazzo. Non è vero, aglia. Ok, sono riuscito a tenerli. Guarda, io consiglio sempre a tutti, però nessuno mi sa mai dare una risposta su sta cosa. Giocate il Re Fantazio, voi che volete e desiderate tanto che certi argomenti e certe cose vengano trattate nel modo giusto. Giocate il Re Fantazio, poi mi dite, ok, allora i giochi, opere qualunque, di qualunque genere, forma e sostanza possono essere inclusive anche se non si usano i pronomi in maniera forzata e se hanno una storia coerente dietro. Però poi nessuno fa questa prova. No, giallo arto. Io sono arrivato quasi alla fine e purtroppo l'ho dovuto un attimo interrompere perché tra me e il Fantozio c'era una cosa chiamata trovare un lavoro urgentemente, perché sennò sarebbero stati dei grandissimi cazzi. Quindi, però, tutto sembra al momento andare tranquillamente. Quindi le live che voglio fare il pomeriggio sono proprio per anche tornare a fare il Fantazio, che lo facevo principalmente nel pomeriggio. Però quello, quando hai la possibilità, fallo. Tu farai quel gioco, arriverai ad un punto e ti verranno spiegate delle cose e ti autorizzo a farlo.
potrei dire tranquillamente che lo strunzo Renz teneva ragione. Ti autorizzo a dirlo. Proprio sei autorizzato. Tu prendi quel momento, dici, allora qua nessuno ci ha capito una ceppola di niente. Che se ci è riuscita Atlus in quel modo, ma niente vieta anche ad altri di farlo. Solo che non c'è volontà di fare le cose per bene. Luca. Dai ragazzi. Venom. Dai. No, Groot di Natale, no. Ok, è morto. No, bimbo ragno. Ok, a posto. Fatta una doppietta, liberato qua. No, 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 no. No, no. No, dai ragazzi, da 4 minuti sono troppo però. Però se ci crediamo, se io uso tutte le abilità e non me ne dimentico. No, Wolverino. Vai. Vai. Ottimo. Ok. No, mi serve un po' di cura. C'è Logan, c'è Logan, c'è Logan. No, troppo, troppo. Mia madre domani dovrebbe darmi soldi, credo. Devo vedere se è giocabile su Boosteroid, però. Mi sembra che era uscito sui servizi cloud, comunque. Ok, 23-28. Dai, dai, così. Ok. Groot. Il mio nome è Groot, il mio nome è Raccoon. Vieni qua. Vieni qui. Ok. Quanto sei bello, Mister Fantastic. Ok, dai ragazzi, dai. Ok, a posto. Suca. Dai, che li stiamo spingendo indietro. Vedi che capace pure che c'è qualche già... leggevo un paio di giorni fa che era in offerta. Tu lo devi prendere per PC o per console? Ragazzi. Merda, troppo lontano. Ragazzi, sto da solo. Sto da solo. Da solo. Sapete da solo? Vabbè, questo è fatto danno. Dai, dai, tenetemi, tenetemi. Ok, dai. Logan, ciao. Dai, dai, un minuto, un minuto. Dai, dai, portiamolo indietro. Dai, ottimo. No. Procione maledetto, vieni qua. Vieni qua, procione. Non sto capendo un cazzo di niente, Giallo. Sono troppo vecchio per questa merda. Ce la faccio, ce la posso fare.
Dai, 18 secondi. Ottimo. Ottimo. Dai, ho fatto anche la tripla. Madonna mia. Sì, difatti ti avrei consigliato anche io di vedere lì. È facile che potresti trovare qualcosa. Mamma mia, ragazzi, che partitone. Mamma mia, lo squadrone siamo noi. Fammi fare una clip. Ogni tanto fammi crogiolare quando riesco a fare qualche partita un pochino per bene. Oh, sì, sì, sblocca tutti gli obiettivi, vai. Prendi tutto. Ok. Allora, ragazzi, a questo punto proviamone a fare un'altra con loro. Perché c'è un'altra mezz'oretta, quarantina di minuti, quindi riusciamo a fare qualche altra cosa. Solo dopo questa mi devo fare io una pausa sigarette che tantissime emozioni. Allora, continuiamo con lui. Vediamo un attimo. Posso fare là. Questo devo usare per forza Spider-Man. Questi due li posso fare mo'. Con Iron Man, ok, ok, ok. Che io leggevo che era in sconto su Amazon qualche giorno fa, non mi vorrei sbagliare. O forse c'era pure la versione per PC? Non credo. Di solito quando trovo offerte così sono di solito per la Play. Dai ragazzi, all'avventura. Vai. Ottimo, grazie. No, sai Luke, perché che ne va? Oh, è morto Jeff. Dove vai tu? Dove vai? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Oh no, cacco Venom. Bravo Jeff, ottimo. Bravissimo Jeff. No, Jeff cattivo. L'altro. Sì, mettiamoci proprio in osservazione. La prossima volta facciamo le piante grasse. Mi raccomando. Dai, fammelo acciappare così faccio prima. Va bene, taccialla. Ok, ottimo. Adesso è il momento di attaccare. Copritemi. Vai, vai. Grazie. Grazie, Jeff. Grazie. Grazie mille. Questo Jeff non sa che mentre sono in quella modalità assorbo tutti i danni e poi rispedisco il colpo dove mi pare piace, quindi ho preso Star-Lord giusto in fronte. Allora, però loro comunque sono al 50%, eh. Non va bene questa cosa, non va bene. Oh no, c'è Wanda. Vieni qua, vieni qui, vieni qui.
No, cazzarola. Pensavo che almeno uno lo facessi fuori, ma giustamente c'è il grandissimo Moon Knight che gioca dalla distanza, va benissimo. E no, questa è perduta. Sì, sì, Wanda. Sì, sì, sì. Dai, dai. Dai, ragazzi, crediamoci fino alla fine. Non... No, guarda dove è finito. Guarda, vai, mettici la manina dentro. Mortacci tu. Allora, archivio di Odino. Figure a me. Meno. Togliamo da mezzo. Questa qua non l'abbiamo fatta. Allora. Vungada. Allora, la prima azione è stata una cagata pazzesca. Vediamo con la seconda se per caso né con gli obiettivi si ho fatto qualcosa. Ho usato 2 volte lo spray. Facciamo uno. Facciamo 2 e abbiamo completato un altro obiettivo. Vai. A posto. Ok, attenzione. Oh, c'è un Jeff. Suca, Jeff. Suca. Ho capito, ma tu già sei qui, però. Che cazzo, mi stanno a sparare addosso in 3. Di più non so cosa fare. Non so. Non so. Allora, vediamo se ci riusciamo. Bravo lui con Venom, comunque. Almeno uno me lo so tolto da mezzo. Ragazzi, non posso fare tutto da solo, però non li posso tenere così occupati. Ah, mannaggia il biscottino. Sei riuscito a trovarlo? Ah, che bello. Ok. Aglia, aglia, aglia. Fatto male. Suca. Preso. Vabbè ragazzi, conquistate. Conquistate. Cioè no, allora noi teniamo. Non conquistate voi. Mi sta per arrivare una botta addosso secondo me. Ecco appunto. Porcaccia la miseria. Ah, non è male come prezzo. Non è male. 45 euro ci vale tantissimo. Già è un ottimo prezzo, già lo ha. Già ne vale molto. Hai rotto i coglioni. Avete rotto le palline. Suca. Suca. Arisuca. Oh, e che cazzo. No, ragazzi. C'hanno pure le munizioni infinite. Dove cazzo vogliamo andare? Rocket e Punisher che sparano
in coop con munizioni infinite è un problema. Comunque su Marvel Rivals ho incontrato dei ragazzi italiani che parlavano tra di loro e dei loro ragazzi è tranquillo che ascoltavo. Allora, una volta capitò che io e il mio migliore amico stavamo giocando a Rainbow e io ero molto bravo con l'operatore maestro, quindi mi settavo le telecamere, mettevo telecamere, mi ero studiato dei posti un pochettino particolari dove riuscivi a rompere veramente tanto i coglioni. Ci capitò questa partita con questi due ragazzi napoletani come noi. Non so come ci venne a me e al mio amico. Iniziammo a scrivere in inglese in chat, mentre loro parlavano tranquillamente. Quindi fu una cosa, credimi, giallo ci pisciammo sotto dalle risate. Poi glielo dicemmo comunque. Poi ci siamo pisciati sotto dalle risate. Questo costumino qua l'ho preso anche io perché mi piaceva. Ma ci venne proprio così. Era pure la mappa quella là. Che capitò anche a culo che fu una delle partite dove andai un pochino meglio, quindi sentivo quello, wow, ma che stai combinando? Cosa stai combinando? Molto simpatica come cosa. Ragazzi, facciamo un giro di squadra perché con voi... Allora. Ah, e qui casca l'asino. Allora, io 400... Che cos'è? Apri. Questo già l'ho fatto. Gioco, ti sei un attimo confuso. Questo qua già l'ho fatto. Tutto a posto. Tutto a posto, gioco? Ti trovi adesso? Ok, sei un attimo confuso. Ho incontrato anche un americano che urlava e ruttava. Ho riso troppo. Noi più che altro provammo, per questo ho sempre avuto, tra virgolette, avversione per giocare in competitivo e quant'altro, perché ricordo una partita che provammo a fare a Siege, non eravamo campioni né puntavamo a essere chissà che cosa, cioè entravamo, giocavamo per divertirci, motivo per cui dovrebbero esserci di base i videogiochi. Provammo una volta insieme ad un amico del mio migliore amico a fare una partita competitiva. Ricordo solo che per selezionare per una frazione di secondo l'operatore sbagliato per il tipo di mappa e per come era impostata la squadra, nei momenti finali della partita ci trovammo un ragazzo che non poteva avere forse 20-25 anni, che ci urlava contro siete delle scimmie e non sapete cosa state facendo. A noi pensavamo, ma noi stavamo qua per giocare, cioè cosa abbiamo sbagliato? Si è persa una competitiva, tra l'altro eravamo pure senza rango, quindi manca di stavate nelle parti alte della classifica e quindi facendoci perdere siamo scesi tutti di categoria. Cioè, che cazzo... Ma proprio... Guarda, Giolan, con un tono proprio incazzato nero, ma manco ti sono venuti addosso con la macchina. Cioè, alcuni hanno la facoltà di dimenticare che comunque questi sono dei giochi che per quanto ti possano piacere, ci sta l'incazzarsi. Detto prima, c'ho il momento e l'ho fatto con il live che dove cazzo vado? Non mi pongo il problema perché penso capiti a tutti. Non penso che chiunque, quando prende un gioco nuovo al primo tentativo, sei un fenomeno. Quella è una prerogativa del maestro con i Souls e là abbiamo le prove, quindi tutto a posto. Noi comunque comuni mortali, penso che quando mettiamo all'interno per la prima volta un gioco e iniziamo a giocare, nessuno di noi sia bravo. Io prima di Rivals ho giocato anche un pochino ad Overwatch e cose varie, però non mi sono mai voluto applicare più di tanto, nel senso lo aprivo se c'erano gli amici, più che altro giocavo perché ci giocava la mia ex, quindi volevo pure far vedere, però va bene, lasciamo perdere, errori di gioventù si fanno.
più o meno gioventù, risale a un paio di anni fa. E quindi... Però questo qua mi sta piacendo perché è leggero. Poi mi faccio 2 o 3 partitine, mi completo gli obiettivi. Ma mi sono messo io l'obiettivo di completare l'evento, c'ho 16 giorni, perché Thor qualche volta l'ho usato e mi piace. C'è questa bella skin di Thor, guarda quanto è bella. Semplicemente giocando e facendo gli obiettivi che mi ha chiesto il gioco. Mi sembra una gran bella ricompensa questa qui. Questa è una bellissima skin proprio. Io giocavo a COD, ma quello chiamarlo competitivo è un complimento. Io non sono mai stato dietro i competitivi, soprattutto non sono mai stato dietro a COD. Non perché sia un brutto gioco, perché ce l'ho con alcune cose che ha portato, diciamo, nell'industria, che comunque ha iniziato a portare un pochettino di quella ripetitività che molti titoli hanno iniziato a portarsi dietro tra le varie... tra i nuovi capitoli che uscivano di vari giochi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che non ci sono stato mai tanto dietro. Questa è bella proprio. Questi sono gli obiettivi. 2 sequenze già li ho completati. Uno sono a buon punto. Altri 2 li sto comunque facendo. Faccio qualche partitina al giorno. Mi diverto. Sblocco anche skin e cosine interessanti. Ci stiamo facendo un bel po' di risate anche con gli amici. Quindi facciamo una partita una sera tra amici. 6 healer. Tutti healer. Tutti. Li abbiamo rotti. Abbiamo fatti rientrare nella loro base e non si sono mossi per tutto il tempo. Niente. Niente proprio. Domani devo comprarmi tutto il set perché ho finito tutto. Ragazzi, io alla media giocavo a Black Ops 1, 2 e 3 bei ricordi, non altri giochi e mi ci divertivo. Ma alla fine l'importante è che uno, ecco, quando è più piccolo si deve arrangiare con i giochi, con i titoli, con le cose che c'ha. Anche perché non avendo soldi, non avendo modo di poterteli prendere tu, comunque uno si adatta con quello che ha. Però comunque sono un ottimo modo, anche perché soprattutto i primi capitoli, quello che mi è sempre parso di capire è che sul fronte scenico e di quello che dava la campagna single player ne valesse la pena. Poi dopo mi è sembrato di capire che si è un attimino perso e quant'altro. Io mi ricordo i piani che facevo con gli amichetti alle elementari per cercare di prenderci in qualunque modo Super Mario RPG quando uscì su Super Nintendo all'epoca. Ed era pura fantascienza. Io l'unico titolo che vorrei vedere per continuare la trama sarebbe Half-Life 3. Però Half-Life 3 è, diciamo che Portal 3 non esce. Left 4 Dead 3 non esce. Half-Life 3 non esce. Non c'è un titolo col 3, però non è non va avanti. C'è un problema. C'è un problema di base là, purtroppo. Però il 3 non gli piace. Allora, non so se c'eri pure tu l'altra volta quando lo dissi in live. A me io sto vedendo e sto seguendo un paio di video di alcune persone che stanno notando come in alcune cose interne di Steam si sia mosso qualcosina riferito al titolo in questione. E se non ricordo male, qualche settimana fa ci fu qualcosa che riguardava il doppiatore del G-Man che aveva postato cose che poi sono sparite, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi voglio informare perché non voglio metterci il pensiero. Però io spero che prima o poi uscirà, anche perché dopo quello che è successo dopo Helix, voglio dire, un attimino far capire dove si vuole andare a parare finalmente. Non sarebbe male.
Allora, vediamo un po'. Qui invece... Questa per l'assist mi serve comunque un healer, per forza. L'ho finito prima di Capodanno, io non li riprendo da una vita. Proprio è una vita proprio, finiti, fatti. Ok, tanto esce il terzo. Finì Half-Life 2 in uno dei primi posti dove lavoravo. Mi capitò un pomeriggio, una serie di pomeriggi liberi, io mangiavo lì, quindi lavoravo, finivo di mangiare, c'avevo 1 o 2 ore tranquille, io mi completavo le pratiche la mattina presto, durante l'ora di pranzo c'avevo il computer, la postazione che era stata fatta anche abbastanza potente e iniziavo a giocare a Half-Life 2 episodio 2, sì. Quindi arrivato alla fine di tutto quello splendore, cioè c'avevo un ufficio dove restavo da solo, quindi me lo so goduto proprio al meglio. E poi cose. Allora, voglio andare a controllare se per caso hanno aggiustato, perché c'è una cosa che ho notato dal primo giorno che però non è stata ancora aggiustata. Ogni tanto sto andando a vedere se per caso ci hanno messo soluzione. Allora, niente ancora. Invece era la Tokyo dell'anno 2099. E ancora qui, ancora la devono aggiustare sta cosa. Vabbè. Va bene. Ogni tanto vado a vedere se l'hanno aggiustata. Niente. Vedo tu che cazzo la capre. È che comunque c'erano... io preferirei una cosa che se premi qua si caricasse una piccola scenetta anche di 10 secondi. Sai, una piccola vignetta di un fumetto, che comunque questo è un fumetto, con 2 o 3 dialoghi e un pochino di storia che ti fanno capire. Io blocchettoni così me li leggo con piacere quando ho tempo. Infatti apri questo e iniziai a leggere un pochino. Erano 90. Niente, non lo so se se ne sono accorto. Voglio provare pure a mandargli uno screen per dire, guardate, sta dal day one sta cosa. Dell'anno 2099. Non ho trovato altri errori, mi basta questo. E ogni tanto vado qua, ma vado a controllare ogni volta che esce un aggiornamento, quando c'è qualcosa. Niente, lui c'è ancora. Va bene così. Va benissimo così. Allora, vediamo se riusciamo a fare l'ultima. Vediamo un po' se riusciamo a fare l'ultima e ci facciamo lo scontro del destino. Oh, così diamo pure 2 botte. Anche perché è simpatica sta modalità. Voglio sperare che la lasciano e comunque aggiungano varie mappe, L'idea è molto simpatica. Allora. Dai. You're on your own this time, so choose wisely. Allora. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. No, ma allora, io sono uno di quegli stronzi che ha comprato al day one il gioco degli Avengers, uscito qualche anno fa. L'ho giocato fino all'impossibile, ho fatto tutti gli eventi, tutte le cose, mi sono fatto tutte le missioni di storia, ho fatto tante cose. Sì, era divertentino. Questa è un'altra cosa. Non perché questo è un 5 contro 5, un 6 contro 6 multiplayer online. No, è proprio il mood. Cioè io poi sarò sbagliato su come penso certe cose, però sinceramente
da piccolo, quando ho imparato a conoscere i supereroi, erano personaggi con poteri strani in luoghi che anche io conosco e particolari che semenavano. Esattamente quello che stiamo facendo qui. Anche perché basta semplicemente vedere qualunque personaggio e conoscere anche solo un minimo della controparte fumettistica e ci si rende conto che è molto somigliante, sia nell'aspetto, perché ricalcano comunque un certo stile per differenziarsi dai modelli classici, mettiamola così. Però se tu, ecco, giochi con Mr. Fantastic, sai che ti allungherai, che nei fumetti la sua abilità è questa ed è stata passata di paro passo. Dall'altro lato, va bene, si è cercato troppo di fare la versione MCU di un gioco che poteva essere molto altro, e invece alla fine si è solo buttato tempo, soldi e denaro. Ma quelli della mia squadra dove sono? Ragazzi, io gradirei un po' una mano, ma così, no, ha fatto tutto. Non so. Io non so dove trovo le forze alcune volte per fare alcuni titoli. Non lo so. Fatto certi porpi durante gli anni di magra e dove ti accontentavi davvero di tutto. Madonna mia, mamma mia. Ah, merda. Fatto una tripla. Grazie. Vieni qui, Iron Man, vieni qua, sì, vieni qui, fuffolo. Vieni qua, fuffolino, vieni qua. Sì, allora, avevano uno stile particolare. Però diciamo che tutto il gioco, che era semplicemente un fai l'obiettivo, fai questo, fai quello, fai quello. Ok, sì, c'era un po' di storia simpatica, cutscene fatte a modo. Però veramente, cioè, sentivi proprio che mancava qualcosa. Però l'avevo preso, giochi il primo capitolo, esce l'aggiornamento di storia, esce Spider-Man, esce questo, esce quell'altro, fai, va bene. Però pure i combattimenti, cioè, erano un po' bloccati, nel senso che erano molto calcolabili i tempi in cui potevi muoverti, fare delle azioni, eccetera, eccetera. Era anche divertente il gameplay, soprattutto nelle fasi avanzate quando sbloccavi più abilità, però arrivato a un certo punto, madonna mia, ma anche no. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, Iron Man. Suka. Suka, t'ho detto Suka. Ma sono una macchina da guerra questa sera. Brava Wanda. Brava. No, Wanda birichina, vieni qua Wanda. Vieni qua Wanda. Vieni qua che ti do una fetta di pandoro. Lo io. E un po' di pandoro. A posto. Ho fatto malissimo. Devo rifarlo più spesso in live, sono più bravo. Potere delle live. Ma perché? Ma perché adesso che sto giocando bene non c'è stato adesso Ride? Facevo pure bella figura col maestro. Porcaccia la miseria. Vedi, io sbaglio i tempi nella vita, Giallo. Io sbaglio i tempi. Minchia, ho fatto un cazzo di partitone che neanche tra 10 anni ne vedrò uno così. Porcaccia la miseria. Fammi vedere un attimo che cazzo ho combinato. No, torneo, togli queste cose. Salve, vorrei vedere il mio storico. Allora, fammi vedere. Fatto botte. Stavo vedendo, io purtroppo un po' da quando ho iniziato a fare le live, un po' c'ho le
Le live me le sto recuperando con calma, ogni tanto mi metto qualcosina in sottofondo, riesco a seguire, su alcune cose me le sto tenendo un attimino così con tranquillità. Aspetto adesso con piacere, appena arriverà Monster Hunter, che io mi faccio tutta la prima parte iniziale, mi vedo un attimino le cose, mi studio un attimino il tutto, poi inizio a prendere ciò che farà il maestro e mi metto lì mentre lavoro, me lo metto sullo schermetto laterale, sto lì bello tranquillo, mi rilasso, lavoro meglio in tranquillità. Io Gears non li ho mai giocati, mai. Provai il primo, penso, quando presi l'Xbox, ma... Allora, che cosa ho sbloccato? Adesivo, va bene. È bello così. Anche così ci piace. Allora, dobbiamo fare il tempo di utilizzo... Raggiunge 60 minuti, 25.000 danni, metti a segno 25 colpi finali, entra nello stato gonfiato 35 volte. Che a volte la sua chat sa essere alquanto... allora... il problema non è solo quella chat, il problema è tutte le chat. Che purtroppo ci sono persone, io oggi ne ho continuato ad avere la dimostrazione, purtroppo, che non hanno un senso di civiltà e non sanno come comportarsi con gli altri. No, ma ti credo, ma ti credo. Allora, per farti capire, questa è una cosa che ho avuto il piacere e soprattutto l'onore di raccontare a Sabaku mentre eravamo in Giappone. Conosco la community perché per molto tempo io ero uno di quelli che si metteva la live in sottofondo, zitto, seguiva, se c'era una domanda la facevo senza rompere i coglioni. Non mi piace rompere i coglioni in generale. Capitò con una live di Resident Evil Gaiden che mi trovai quella sera a letto con l'influenza, quindi ero bloccato quella sera a casa, mezzo delirante, e vidi che Sabaku non trovava una chiave. Io mi ricordai di aver giocato Resident Evil Gaiden su Game Boy un casino di tempo fa e mi ricordai un attimino com'era la situazione. Feci comunque un controllo su internet per sicurezza, che sai, provi a dare un suggerimento. Non è che spari risposte a caso come fanno tante testine di cazzo che credono di sapere la risposta e nei momenti in cui serve un aiuto tirano fuori a caso. Questo è quello. No, fermi, ragiona, non è quello. No, ma ci può stare, ci può stare. Io mo nel mio piccolissimo, credimi, nel mio spazietto piccolino, docile e coccoloso, credimi, durante le live, ma tu devi stare attento a 8564 cose quando ti va bene, 865 quando va male, però quella che va male è quella che ti rovina tutto il resto. Quindi io comunque gli diedi un consiglio in live e sta cosa non solo se la ricordò, ma addirittura ricordava il mio nickname, questo qui, quando gli ricordò il tutto. Quindi preferisco, per quanto mi riguarda, comportarmi in un certo modo in qualunque community io entro, ma soprattutto pure quella lì che sto cercando di fare io. Diciamo che gente che rompe i coglioni e tossichella avrà proprio vita breve. Già lo ha, vita proprio brevissima. Per me può entrare veramente chiunque in questo momento, possiamo parlare di qualunque cosa a questo mondo e puoi dirmi la tua opinione, ma nel momento in cui vuoi prevaricare la situazione e metterti al di sopra degli altri, io prendo con i potenti getti infetti e ti mando a quel paese.
Sì, guarda, ti dico subito io come mi comporto, soprattutto con le persone che si avvicinano al canale e con cui si crea un certo tipo di rapporto. C'era un ragazzo che non sta venendo più in live perché è stato un pochino occupato e domani vedo di mandargli un messaggio pure per sapere come sta. Hai visto, siamo più un circo che un canale, più che altro. Cioè, mi sono contornato di personaggi un pochino particolari e buoni, principalmente buoni. E faccio davvero dire, faccio parlare di qualunque cosa senza problemi, faccio fare battute su qualunque cosa senza problemi perché se tu metti un freno alle parole e su quello che pensi potrebbe offendere qualcun altro che in realtà dovrebbe offendersi per ben altri motivi, per me si può scherzare su qualunque cosa. Sto ragazzo veniva in chat e faceva battute in un certo modo che a me facevano ridere, quindi mi permetto di dire, visto che il canale è mio, dovrebbe far piacere a me se c'è una sorta di umorismo e se vengono fatte un certo tipo di battute, ti pare? E anche questo è il bello in realtà, esattamente. Entrò sto ragazzo nuovo che era molto appassionato a Persona 5X che stavo portando e da un lato ti dico, uno comunque quando c'è una persona nuova cerca comunque di farsi notare per farla tornare e avere altre persone, che io ti dico proprio la verità, io non mi dispiacerebbe creare il mio piccolo orticello qui, avere e guadagnare il giusto per vivere e vivere di questo, perché mi piace sinceramente fare le live. Ci sto lavorando, vediamo dove si arriva, là si mette il punto. Però entrò sto ragazzo, fece la solita battuta che ci facevamo da settimane ormai, sto ragazzo nuovo all'improvviso iniziò a dargli contro e a offenderlo in maniera del tutto immotivata. Io misi il gioco in pausa e mandai sta persona a fare in culo. Per un semplice motivo, tu sei qui da 25 minuti, sta persona sono settimane che mi segue e mi supporta. Se io che streammo e siamo 4 persone collegate, quindi non posso perdermi un messaggio per quanto possibile. Se io ho letto quel messaggio, ho anche riso in live e non ho detto niente, perché tu devi fare un problema? Perché devi essere volgare nei confronti di una persona che non conosci? A me sapere che c'è un ragazzo che entrava in live, entra in live e spero che tornerà in live e gli piaceva fare battute perché forse lo faceva sentire bene, lo faceva distrarre, ma io faccio questo per farvi rilassare più che altro, quindi diciamo che molti dovrebbero passarsi una mano sulla coscienza su come si comportano con le altre persone, ma dovrebbero capire che una coscienza non ce l'hanno. Domenica Mike si è incazzato perché una mod di Elden Ring non stava funzionando e ci ha lavorato per mesi e mesi e un tizio in chat arriva e dice sì ma mi sto annoiando e Mike ha detto sei abbonato di queste cose? No, ma di fatti, cioè allora uno per quanto può prepararsi al meglio prima, forse il concetto di diretta e può succedere tutto quello che può succedere all'improvviso in alcune persone non c'è, cioè non pensano che c'è una preparazione comunque anche psicologica, mettiamola così, perché comunque tu ti metti davanti ad uno schermo, ci sono tantissime persone nel caso di Michele, però tu ti metti nell'ottica in un modo che tu speri che vada tutto bene e ti organizzi al meglio per farlo, però i problemi succedono. Gialloarto, credimi, io spero che continuerai a seguire il canale e che ti siamo simpatici. Tu vedrai col tempo che questo è il canale dei bug. Tu qualunque bug possibile. Noi quali abbiamo avuti tutti. Ho fatto dei cambi. Tu vuoi sapere cosa è successo un paio di mesi fa? Faccio una live col computer fisso. Stavo switchando a Persona 5X per portarlo in live.
per staccare dal portatile al fisso, parte la live, tempo 5 minuti, si rompe il raffreddamento del PC, computer morto in live. Morto, già lo ha, morto, defunto, morto, saltato, via, non c'era più. Quindi penso che se vedete che è una persona che è vero che fa questo di mestiere, ma sappiamo tutti l'impegno che ci mette nel portarci le cose, Sabaku soprattutto, e sta avendo un attimo un problema, ma non è che rompendogli i coglioni e dicendo che sei annoiato tu dai qualcosa di positivo e aiuti a risolvere la cosa. No, ma assolutamente, assolutamente. Perché tu comunque vuoi portare un certo tipo di contenuto, vuoi portare un contenuto di qualità e succede un imprevisto, giustamente non è calcolato, non è che uno ha le previsioni sui casini che succedono. La cosa importante è che comunque poi si trova una soluzione, ma che tu ti metti là e dici che ti annoi, che non ti piace quello che stai vedendo, ti stai annoiando, benissimo, c'è una semplice opzione. Se sei con lo smartphone, tu premi il tasto centrale del tuo telefono e torni al menu principale, quindi chiudi l'app e il problema si risolve. Sei da computer, c'è un bel pulsante in alto a destra con una X, tu lo premi, si chiude tutto e hai risolto il problema. Sono due ottime soluzioni in entrambi i casi, secondo me. No, Gianluardo, io sto vedendo, io ti ringrazio della fiducia e comunque ne stavo parlando pure oggi anche con Gianmarco, comunque voglio vedere di aggiustare e fare una sorta di calendario passabile e piacente, migliorando un pochino le cose. No, ma di fatti, cioè, non ti piace una cosa, ti stanno... e quindi? Che dobbiamo fare? Pure a noi è successo, guarda, noi addirittura quando giocavamo Persona 3 Reload un annetto no, neanche un annetto fa perché è uscito a febbraio. Persona 3 Reload col vecchio computer che avevo, che era molto meno potente del portatile che ho adesso, già comunque dava un pochino di problemi. Noi ci siamo fatti serate in live dove il gioco ad ogni piano della torre ogni tanto si bloccava. Quindi noi giocavamo col pepe al culo, completando i piani nel minor tempo possibile e salvando, perché mentre giocavamo all'improvviso crashava tutto. E abbiamo fatto tutto in live, ci abbiamo riso sopra. Anche perché io sono abituato, se mi organizzo per una live o altro e va qualcosa male perché il gioco che ha dei problemi di base, oh, ma che cazzo ci posso fare? Se invece è qualcosa che dovevo fare io e non ho fatto, io lo dico tranquillamente, ho sbagliato, capito? No, era a tutti già lo ha, era a tutti. Poi OBS non è leggerino come programma, attenzione, non è un peso piuma. Quelli cambi di giochi che il giorno prima andavano, il giorno dopo non andavano più, cose che noi caricavamo in un modo e poi ci siamo trovati in un altro, giochi che si bloccavano a metà. Ehi, Gianluardo. Abbiamo girato per 40 minuti in in Poppy Playtime, in Amanda 2, perché ci era buggato un puzzle, non ci faceva uscire un pezzettino e noi abbiamo cercato tutto il posto credendo ci mancasse qualche enigma, quindi... No, vabbè, mo se lo riprendi comunque è stato patchato un bel po', quindi comunque va senza problemi. Va tranquillamente proprio.
Mo domani facciamo Persona 5. E poi voglio vedere pure per continuarlo io perché non lo sto giocando perché purtroppo non sto avendo tempo. Porto anche il Persona 5X. Anche perché così c'ho un po' di tempo per continuare la traduzione e al limite mi metto un pochino la sera con la scusa che la faccio in live come facevo prima e continuo un pochettino a tradurlo, almeno aggiusto i menu nuovi e il resto delle cose. Ah già, aspetta che mo si stanno mischiando i periodi storici. Breve riassunto per farti capire. Persona 5X è la versione free to play della serie Persona. Uscito solo in Corea, Cina e a Taiwan. È stata annunciata la beta per il Giappone, ma non c'è ancora un'uscita global. È presente una mod che permette di tradurre alcune schermate in inglese. Io ho preso il tutto, ho chiesto informazioni, mi sono mosso perché ero un po' più libero in quel periodo là. Comunque il gioco si traduce in italiano e io ci sto giocando dal day one. Ho capito e ho studiato come fare alcune delle traduzioni all'interno di quello che succede e mi sto aggiustando pian piano per quanto possibile i menu eccetera eccetera in modo tale da renderli più comprensibili. Anche perché se ti piace Persona un'occhiata ti conviene darla perché è simpatico ed è gratuito come gioco. Veramente se ti metti di impegno non c'è bisogno di spenderci €1 là sopra. Allora io penso mi finisco sta sigaretta, mi preparo un bel caffettino, mi faccio un po' di lavori, così domani mi alzo bello tranquillo e sereno. No, no, non c'è bisogno. Non c'è assolutamente bisogno, già lo ha. È un'altra storia. Non ci sono i personaggi di Persona 5 Royal e ci sono gli eventi di storia collegati, ma oddio, ci sono gli stage all'interno e quelli potrebbero essere spoiler. Ci sono alcune cose di trama che per me non tornano e lo collega a a Persona 5 in qualche modo, ma non ho ancora bene capito il motivo. C'è tutto quello che c'è in un gioco di Persona. Anzi, guarda che ti dico, guarda che ti dico. Facciamo così che lo faccio vedere per bene domani, che dirtelo così non rende. Io ti posso dire ci sto giocando da aprile, dal day one. Hanno aggiunto già 3 palazzi, belli grossi. Ogni 2 settimane nuovi eventi e cose da fare, personaggi, modalità, minigiochi, social link, appuntamenti giornalieri. C'è tutto quello che c'è in un tutto, tutto. Io prendo il pass ogni mese e mezzo quando esce e prendo quello da 15 perché dà un vestitino in più e prendo l'abbonamento mensile da 4 euro che ti dà 100 di valuta premium al giorno, punto. Poi tutte le modalità, tutto quello che c'è da fare all'interno, a parte le missioni principali, le missioni quelle là per recuperare un po' di materiale e qualcosa in particolare, puoi giocare tutto senza punti, abilità eccetera eccetera. Vedere se mi gira, non mi fido del mio PC morente. Io te lo faccio vedere, se vuoi ti faccio sapere le caratteristiche quali sono. Anche perché c'è pure la versione per cellulare, lì purtroppo non c'è possibilità di tradurla, di tradurre niente, però ormai conosco a memoria dove fare le giornaliere e altro, lo apro un attimo, faccio partire i fight in automatico e via. Quindi vedo domani se mi riesco a collegare dalle 9, ci mi completo un po' le giornaliere e mi faccio qualcosa, quindi se riesci a passare riesco anche a farti vedere qualcosa. E poi come arriva Gianmarco switchiamo subito a Persona 5 e vediamo un attimino il da farsi.
C'era un'altra comunicazione che dovevo fare? No. No. Più che altro c'ho un paio di serie, un paio di giochi che vorrei portare. Voglio vedere in questi giorni. Ecco, Gialloarto, ecco, tu sei il tester, il campione. Io ho da giorni l'idea di portare un titolo che non so, penso e spero che tu conosca, perché Gianmarco non lo conosce. Visto che a lui piacciono le avventure, io avevo pensato di portare, di fare in live, sono anni che non ci gioco, Broken Sword Reforged, la riedizione che è uscita un po' di tempo fa, e volevo farlo in live facendolo un pochettino tutti insieme e cercando di arrivare al finale senza guardare le soluzioni. Parigi in autunno. Ok. È un'avventura grafica vecchio stile, è molto 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 bella. Quindi stavo cercando un attimino di capire come fare con gli orari e con le cose da fare, soprattutto anche perché noi poco prima della pausa invernale avevamo, che stavamo facendo le serie, stavamo facendo Omori Concetti, nostro carissimo amico, e stavamo portando tutta la serie di Alan Wake il lunedì, tutto il Remedy Connected Universe. Solo che i due ragazzi sono un attimo occupati in questo periodo, quindi ho detto voi fatevi le vostre cose, liberatevi, state tranquilli, quando volete e potete torniamo in live. Quindi comunque, visto che a breve dovrebbero liberarsi, visto che comunque ci siete anche voi ragazzi nuovi e vogliamo fare comunque bella figura anche con voi, stiamo cercando di valutarci un calendario un pochino sistemato e fatto per bene, proprio per portarvi un po' di qualità in più per quanto possibile. Perché io e Gianmarco siamo ancora sconvolti dall'accaduto, quindi aspetta. No, quindi lo conosci, quindi non c'è bisogno che ti faccio vedere un trailer. Stavo valutando un paio di titoli giusto per trovare qualcosa comunque di coinvolgente. Allora, che ora si è fatto? 0:25. Prima inizio a lavorare, prima finisco. Addirittura Project Zomboid lo conosci? Ma ne approfitto, ti faccio due domande per vedere se ho capito cosa potrebbe essere interessante portare. Ok, ok. Perché altro mi era venuta l'idea di fare un server ed entrare tutti dentro per riconquistare tutta la mappa. No, a me vengono idee un po' particolari all'improvviso, quindi devo farmi un pochettino i conti per vedere di fare una seratina horror con titoli un pochino più particolari, invece di distribuirli durante tutta la settimana e accavallarmi anche io insieme a Gianmarco su quello che dobbiamo fare. Tanto vale, mettiamo una serata horror, ci facciamo tutti i titolini così e via. Per forza. Vabbè, domani vedrò un attimo il da farsi. Allora, io inizio a lavorare perché domani, così mi vado a fare sta bella camminata e via. L'abbiamo pure iniziato in live, ancora lo devo finire. Che poi c'è stata la pausa invernale, abbiamo rimasto un paio di titoli in sospesi. Abbiamo iniziato pure quello. Il momento in sospeso ci abbiamo. Sono cose che a un certo punto non siamo più riusciti. Bellino, bellino proprio. In sospeso al momento ci abbiamo. Avevo iniziato Baldur's Gate l'anno scorso con i miei amici, però poi non siamo riusciti a completarlo. Fammi vedere dov'è. Dobbiamo continuare Plucky Square.
Vorrei portare i contenuti nuovi di The Outlast Trials. Dobbiamo finire Is This Game Trying to Kill Me? Dobbiamo finire Until Then e Crow Country. È simpatico. E poi stavo pensando di portare la trilogia dei Nononari Games, visto che ho trovato una traduzione in italiano e potrebbe essere simpatico come titolo, quindi mi sto valutando un pochino di cose. Allora, Gianluardo, io ti ringrazio per la chiacchierata e per la compagnia. Quindi stasera ci siamo fatti una serata un pochino più serena e ogni tanto male non fa. Io ti ho detto, vedo di collegarmi per le 8, anche perché così ne approfitto e mi faccio le giornaliere e non mi dimentico di farle. Visto che sono un paio di giorni che non sto entrando e dopo averlo fatto per mesi e mesi inizio a sentirne la mancanza. E poi ci vediamo comunque per Persona 5 o quando riesci a passare. Quindi grazie mille Gianluardo, ti auguro una buona serata e fammi sapere se riesci a prendere comunque domani il Fantazio e che cosa ne pensi già dai primi momenti. Quindi buonanotte. Non trovo OBS, fermi, è scomparso OBS. Trovato OBS, no OBS. Ok, l'ho trovato. Buonanotte.